Dopo la medaglia d'oro al valor civile del presidente Ciampi nel 2005 a Norma Cossetto, studentessa del Bo di origine istriana, violentata e uccisa a 23 anni nella foiba di Villa Surani nel 1943, hanno intitolato una via i comuni di Gorizia, Narni, Fano e Bolzano. Verbania le ha dedicato un parco pubblico 9 anni fa, Calalzo la sala consiliare, Grumolo delle Abbadesse la piazza del municipio. La vicina Limena nell'aprile 2012 le ha intitolato la biblioteca. Padova, dove la ragazza frequentava l'università, stamattina le ha intitolato una ampia via pedonale tra la stazione e Viale Codalunga, forse tardivamente. Certo, purtroppo per noi tutto è arrivato tardi, perché io penso tante volte, ai miei genitori e a quella generazione che non hanno neanche potuto avere questo minimo risarcimento morale. Ecco, io dico, questi sono piccoli segni per noi, ma molto significativi. Presenti alla cerimonia Diana e Loredana Cossetto, cugine di secondo grado della studentessa, entrambe molto emozionate. Purtroppo queste storie a noi ci hanno toccato fin da bambini. Mio padre è sempre stato molto attivo, molto presente, una presenza discreta, non era mai in prima linea. Diciamo di solito c'era Licia, la sorella di Norma, che parlava, prendeva il microfono, ma mio padre era sempre molto presente. Penso che piangerebbe. Il sindaco Giordani segue la strada aperta 11 anni fa da Flavio Zanonato, che impose con una ordinanza l'installazione di una targa in via Zabarella a ricordo delle vittime delle Brigate Rosse Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, appartenenti all'MSI, e anche in un certo senso quella del suo predecessore Massimo Bitonci, la cui amministrazione avviò l'iter per questa intitolazione. Io applaudo l'iniziativa che ha avuto Flavio Zanonato a suo tempo, come applaudo questa iniziativa. Che Norma Cossetto è stata una vittima della violenza assurda in quel periodo ed è giusto ricordare, è giusto che i ragazzi ricordino di volta in volta quello che è successo. La memoria deve essere sempre continua perché, come ho detto prima, non ci rendiamo conto, la democrazia è un bene prezioso, è bene che ce lo ricordiamo tutti.